Questa mattina la prima serie dei 200 misti assolute. Alla 1 Beatrice Siboni, Forlì Nuoto. Alla 2 Sofia Sartori, Leosport. Corsia 3 Gaia Capitanio, Pallanuoto Trieste. 4 Stefania Pirozzi, Circolo Canottieri Napoli. Alla 5 Francesca Fangio, in sport. 6 Angelica Cappelletto, Antares Nuoto. 7 Giorgia Lugnoli, Forlì Nuoto. 8 Matilde Vignoli, Imola Nuoto. Ultima gara di questa mattina, due misti femminili, prima serie. Stefania Pirozzi, corsia numero 4, 2:10:57 il suo personale, risale ai mondiali di Doha 2014, è la 13ª di sempre in Italia. Francesca Fangio, migliore di 2:12:93, fasi regionali di Coppa Brema 2017. 28:94 Pirozzi, Fangio 29:29, Angelica Cappelletto, che è specialista proprio della farfalla, 29:39, molto giovane lei, classe 04, quindi ancora categorie giovanili, categoria junior 2004-2005 in questa stagione. Torniamo da davanti per vedere come evolve la situazione alla virata dei 100 metri. Stefania Pirozzi 33:86, Francesca Fangio 34:52, Cappelletto 34:64. Attenzione ora alla frazione della rana, ottime prestazioni davvero per la Fangio, 1:06:9 ieri sui 100, questa mattina 2:22 basso, a soli 2 decimi dal tempo limite per i campionati europei di Glasgow di vasca corta, quindi proprio con la frazione della rana mette la freccia e guadagna il più possibile da gestire nella frazione conclusiva dello stile libero. Quindi vediamo la frazione: Fangio 37:28, Pirozzi 40:41, quindi sempre Cappelletto che dovrà vedersela con Sofia Sartori alla 2 per quanto riguarda la terza posizione. E testa a testa nello stile libero con la Pirozzi che rientra prepotentemente in corsia 4, opera il sorpasso e quindi si prende l'ennesima vittoria, il poker per lei, 4 ori qui al meeting di Halloween, 2:13:55 su Francesca Fangio, 2:14:71 e quindi Sofia Sartori che passa nello stile libero e lei terza, 2:18:63.